In Ungheria insegnanti e docenti protestano contro la politica scolastica promossa dal governo di Viktor Orban. La storia di una famiglia ucraina riparata in Puglia, la solidarietà della comunità per aiutare una bambina gravemente ammalata. La guerra in Ucraina non mette alla prova solo le identità nazionali, le speranze della comunità LGBT che in trincea combatte contro Putin. La battaglia delle targhe automobilistiche ha portato la Serbia e il Kosovo nuovamente sull'orlo di un conflitto armato. Varsavia dedica una grande mostra a Canaletto. I paesaggi realizzati dal pittore veneziano sono serviti per ricostruire la capitale polacca nel dopoguerra. Niente insegnanti, niente futuro, gridano con tutta la voce che hanno in gola. I piccoli costretti a prendere le difese dei più grandi, perché a Budapest a reagire contro il licenziamento di 5 docenti del liceo Kolchei della capitale sono gli studenti tutti, una manifestazione lunga centinaia di metri, una sorta di cordone attorno alla maestosa sede del Parlamento ungherese, l'ultima di una lunga serie di iniziative di protesta che si stanno verificando in tutto il paese da settembre. Catena umana, guai a parlare di sciopero visto che per decreto è stato vietato dal governo di Viktor Orban. È stato stabilito per legge che si può manifestare ma senza assentarsi dal luogo di lavoro. Chi si è ribellato è stato licenziato. Io penso che scioperare sia uno dei diritti fondamentali dell'uomo e il governo non lo sta rispettando. Sono uno studente, dobbiamo apprezzare il lavoro dei nostri insegnanti, difenderlo. Io penso che dovremmo avere una generazione pensante e non una che non ragiona per niente. Per questo io sono qui. 15.000 docenti mancano all'appello nella scuola pubblica, nessuno vuole più fare questo mestiere, tra i più mal pagati. Si inizia con 500 euro al mese per arrivare a fine carriera a non guadagnarne più di 700, meno di un cassiere del supermercato. Risultato, cattedre scoperte soprattutto nelle materie scientifiche. Nella mia scuola c'è carenza di insegnanti di matematica, così uniscono le classi. Il nostro docente, che ha appena 22 anni, ha classi di 45-50 studenti. Accanto a figli e insegnanti anche i genitori. Sono stata costretta a mandare le mie figlie alla scuola privata. Nel pubblico gli insegnanti erano pochi, sempre nervosi, sotto pressione. I clacson delle auto lungo il Danubio hanno suonato in segno di solidarietà per questa manifestazione durata non a caso un'ora esatta. Alle 9 del mattino, infatti, la vivace massa colorata ha sgomberato rapidamente per tornare in classe. L'unico modo, ci raccontano i ragazzi, per evitare nuovi licenziamenti. E allora andiamo alla sede del sindacato e ci spiegano che è stato necessario ricorrere ad un escamotage, protestare una sola ora al giorno e resistere. È impossibile per molti giovani sviluppare le proprie potenzialità. Senza insegnanti di chimica, fisica, matematica, stiamo perdendo intere generazioni di talenti. Qui incontriamo Katalin Torley, insegnante di francese del liceo Kolchei da 23 anni. Lei, una dei 5 docenti che hanno perso il posto di lavoro per aver scioperato un'intera giornata nella grande manifestazione del 5 ottobre, per comunicare con noi sceglie la lingua d'oltralpe, a lei cara. Sono delusa e sono anche disperata perché alla fine ho perso un lavoro prezioso che amo, ma la nostra protesta è ben fondata, la disobbedienza civile è necessaria, toglierci il lavoro è stato brutale. Il governo da noi contattato non ha concesso alcuna intervista e ha risposto solo via mail. Gli stipendi, leggiamo, sono cresciuti già del 10%, non è possibile aumentarli ulteriormente perché i fondi sono bloccati a Bruxelles. Ma si tratta dei 7,5 miliardi del fondo di coesione che l'Europa condiziona al rispetto dello Stato di diritto e ai valori della democrazia. La partita resta aperta, il malessere anche. Se ancora c'è un piccolissimo margine di democrazia in questo paese, allora dobbiamo lottare, difendere questo mestiere che nessuno vuole più fare. E mentre noi in cerca di risposte bussiamo alle porte del liceo Kolchei, dove il preside sceglie di non riceverci, gli studenti di quella stessa scuola sì che si espongono, mostrandosi dalla parte della professoressa in prima fila davanti al Palazzo del Parlamento.
È stato necessario fare un'azione così brutale per fermarci. È triste, è grave, ma significa che siamo talmente forti che il governo ha dovuto reagire. Le gouvernement ne peut plus rester en silence. Fuggono dall'Ucraina in guerra Natalia e Viktor da una piccola cittadina vicina al Donbass. Lei arriva in Puglia a marzo, poco dopo lo scoppio della guerra. Porta con sé sua figlia Maria, 12 anni. Anastasia, l'infermiera di origini bielorusse che le aiuta nei primi tempi, si accorge che la piccola non sta bene. La bambina presentava già mal di schiena e dolore alle gambe, tant'è che mi diceva che non poteva stare molto in piedi oppure camminare molto, però io non attribuivo a un qualcosa di grave. Al Policlinico di Bari la diagnosi: sarcoma, un tumore raro delle ossa, l'intervento d'urgenza, poi il calvario della chemioterapia. Riuscito a fuggire in Polonia, Viktor raggiunge Natalia e Maria in Italia. Per l'intera famiglia si apre un altro fronte di guerra. L'associazione Algebeo dà loro una casa, per 3 mesi ricevono un sussidio dalla protezione civile, poi la sopravvivenza resta appesa al filo della rete solidale che Anastasia riesce a tessere anche grazie a Teresa, l'infermiera che si occupa dell'assistenza domiciliare di Maria. Natalia e Viktor chiedono la dignità di un lavoro per non pesare ancora su coloro che li hanno aiutati. Sperano nella generosità del nuovo paese che li ha accolti e che già amano. Finalmente si apre uno spiraglio. Da un ristoratore di Bari arriva l'offerta di un contratto. Mi trovo molto bene. Sono tutti simpatici, il proprietario è meraviglioso. Come è venuta a conoscenza della situazione di Viktor, Natalia e della loro figlia Maria? Tramite un post sui social nel quale si faceva riferimento al vostro servizio. È una storia veramente toccante, dunque ho cercato di aiutare, di fare del mio meglio per poter dargli almeno la possibilità di avere un impiego e quindi di poter, come dire, essere un po' più tranquillo da questo punto di vista. Per iniziare un contratto da lavapiatti. Viktor non parla italiano ma sta imparando anche grazie al nuovo impiego. Sto migliorando molto. Lavoro con altre persone, con loro sono costretto a parlare italiano ed è più facile che impararlo da solo. Lei è contento di averlo assunto? Sì, sono molto contento perché è una persona duttile, solare, simpatica nonostante la sua storia. È una persona molto socievole e soprattutto fa del suo meglio, ci mette sempre il cuore in tutto ciò che fa. Tra poche settimane Maria affronterà l'ultimo ciclo di chemioterapia. Chi le sta vicino prova a regalarle momenti di normalità. Fra un po', diciamo, quando c'è il compleanno della piccola e magari state pensando di organizzare qualcosa. Sì, no, a sorpresa, sì, però cerchiamo di fargli sentire che comunque non sono soli, che ci sono tante persone che li sono vicini a questa famiglia e augurano tutti in un lieto fine. E mentre in Ucraina continua a infuriare la guerra, Viktor, Natalia e Maria sperano in un futuro qui. Se avrò la possibilità resterò qui. L'Italia è meravigliosa, gli italiani sono meravigliosi. Insight è un'organizzazione trans femminista che da 15 anni lavora a fianco della comunità LGBT in Ucraina. Prima della guerra, le attiviste di Insight organizzavano marce per i diritti delle donne e delle persone omosessuali, animavano dibattiti e iniziative contro la discriminazione, il sessismo e la violenza di genere. Ora le loro priorità sono l'aiuto umanitario, il sostegno medico e psicologico alle donne e alle persone della comunità LGBT, in particolare a quelle in transizione, spiega Kristina Senchenko. In Ukraine for now there is martial law.
In Ucraina c'è la legge marziale, significa che nessun uomo può lasciare il paese. Per quanto riguarda le persone in transizione, per uscire dal paese devono avere dei documenti specifici. Si avevano avviato il processo prima dell'invasione, ma poi questo è stato interrotto. Può essere difficile. Noi cerchiamo di fornire sostegno legale. In generale, spiega Cristina, la comunità LGBT in Ucraina è coinvolta pienamente nella lotta contro l'occupante. Molte persone LGBT sono nell'esercito e non nascondono il loro status. Molti sono volontari. L'esercito è l'epicentro e il simbolo del dominio maschile, ma i nostri valori sono rispettati. Per questo posso dire che stiamo diventando un paese tollerante. Alcuni di noi combattono con le armi, altri sono nelle unità mediche. Siamo tutti uniti contro un unico nemico, per la vittoria. Cristina è temporaneamente in Italia per alcuni incontri con i volontari di Mediterranea, associazione che dall'inizio della guerra organizza missioni umanitarie in Ucraina e che a Leopoli, insieme a realtà locali come Insight, ha allestito un ambulatorio sanitario mobile per gli sfollati interni. Sul futuro del conflitto è impossibile fare previsioni, dice Cristina. Noi siamo in casa nostra, questa è la nostra terra e combatteremo per tutto il tempo che sarà necessario. Purtroppo non posso fare previsioni sul futuro perché ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Ad esempio, eravamo oramai abituati ai razzi e avevamo sistemi antiaerei per contrastarli. Poi i russi hanno cominciato a usare i droni iraniani che sono impossibili da riconoscere, possono colpire in profondità viaggiando molto bassi e stanno causando molti danni. Però noi sappiamo per cosa stiamo combattendo, siamo disciplinati, conosciamo i nostri valori, per questo dico che continueremo per tutto il tempo che sarà necessario. Ma cosa pensa Cristina del movimento per la pace in Italia e in altri paesi europei? Dipende da cosa intendi con pace. Per noi pace significa che l'esercito russo ha lasciato il nostro paese. Noi stiamo aspettando questo tipo di pace. Nei cantieri navali di San Pietroburgo è stata varata la Yakutsia, terza nave rompighiaccio a propulsione nucleare della Russia. Alla cerimonia da remoto ha presenziato Vladimir Putin. Il rompighiaccio è costato circa $1 miliardo. Servirà per aprire la rotta artica alle navi mercantili anche nei mesi invernali. Rosatom, azienda pubblica russa attiva nel settore dell'energia nucleare, ha calcolato che per rendere la rotta navigabile nella sua interezza e in maniera continua servirebbero fra le 6 e le 7 rompighiaccio di questo tipo. Prima degli Yakutsia sono state varate le navi rompighiaccio Artica, Sibir e Ural. I rompighiaccio hanno una stazza di circa 33.000 tonnellate, sono lunghi 173 metri e raggiungono una velocità media di 22 nodi in mare aperto, con un'autonomia di 220 giorni. Sono governate da circa 50 marinai. Nei Balcani tensione alle stelle tra il Kosovo e la Serbia per la questione delle targhe automobilistiche. Né Belgrado né i serbi che vivono nei comuni del nord del Kosovo vogliono riconoscere l'indipendenza e la sovranità del giovane paese a maggioranza albanese. Per questo motivo le targhe automobilistiche hanno assunto un valore simbolico, nazionale e nazionalista per ambo le parti, che supera la banalità dell'atto amministrativo. Il governo kosovaro, guidato da Albin Kurti, ha deciso di imporre multe e di sequestrare i veicoli dei serbi del Kosovo che circolano con targhe rilasciate dalle autorità serbe. I serbi di Kosovska Mitrovica e di altre municipalità dove sono in maggioranza hanno invece deciso di non accettare questo atto e per protesta si sono dimessi da tutti gli incarichi governativi. Più di 600 poliziotti di etnia serba si sono dimessi dalla polizia kosovara. L'alto rappresentante europeo per la sicurezza Borrell e il rappresentante di Bruxelles per il Kosovo Lajčák hanno convocato il presidente serbo Vučić e il premier kosovaro Kurti a Bruxelles proponendo un compromesso che Vučić ha accettato. Kurti invece no, per poi ripensarci dopo pressioni dell'amministrazione statunitense.
Belgrado ha accettato di abolire le targhe KM serbe dal 2023. I kosovari invece hanno prorogato la scadenza per la reimmatricolazione dei veicoli. In pratica, anche senza dirlo, i serbi di Kosovska Mitrovica, se vorranno circolare in Kosovo ma anche in qualsiasi altro stato europeo, dovranno accettare le targhe del Kosovo. La popolazione serba di Kosovska Mitrovica sembra accettare il compromesso. Giochi e delusioni. I cattivi giocano alla guerra. Non è stato facile, c'era tensione per le targhe, c'era paura per i bambini e per noi e per tutti. Non è stato facile, è stato difficile. Siamo al sicuro solo se siamo uniti noi serbi. Pristina sta giocando, ma è peggio per loro, non per noi. Anche a Pristina, tra gli albanesi, il compromesso viene recepito come il male minore. Penso che la Serbia sia stata come sempre distruttiva. La Serbia chiede sempre più di quanto i serbi che vivono qui in Kosovo hanno bisogno. La Serbia usa i serbi locali per realizzare gli interessi di Belgrado e di Vučić. Penso che il Kosovo sia sulla strada giusta. Siamo nel nostro paese e non stiamo scherzando. Abbiamo solo bisogno che l'ordine e la legge vengano rispettati. La tensione comunque rimane e lo scontro sembra essere solo rinviato. A mediare è anche l'Italia. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, sono volati a Belgrado e Pristina per favorire la ricerca di un accordo. A garantire la pace in Kosovo è la missione KFOR della NATO, comandata dal generale di divisione Angelo Michele Ristuccia. I soldati italiani schierati in Kosovo sono circa 850. La sicurezza nell'area di Kosovska Mitrovica è invece garantita dalla missione di polizia EULEX, dove è dominante un contingente di carabinieri. Varsavia non avrebbe il suo attuale aspetto senza il contributo del pittore Bernardo Bellotto, detto il Canaletto. Al termine della Seconda Guerra Mondiale la città era praticamente rasa al suolo. Si decise di ricostruire il centro storico come appariva nella sua epoca d'oro, 2 secoli prima. Gli architetti presero a modello la Varsavia rappresentata nei dipinti di Canaletto, che a Varsavia visse sotto il regno di Stanislao Augusto. A lui è dedicata una mostra temporanea al castello reale della capitale polacca, che si aggiunge alle opere permanenti esposte. Bellotto era un veneziano che ben conosceva l'Europa, aveva vissuto anche a Dresda, Vienna e Monaco. La mostra è stata realizzata per il 300° anniversario della nascita di Bellotto. L'abbiamo organizzata in collaborazione con la Pinacoteca dei Maestri Antichi di Dresda. Ci abbiamo lavorato per 5 anni, con una piccola pausa durante la pandemia. Qui abbiamo oltre 150 opere e 20 disegni e grafiche. I quadri esposti a Varsavia sono stati prestati da importanti musei di Europa e Stati Uniti. La mostra rappresenta tutta la vita privata e artistica di Bellotto a partire dalla natia Venezia fino ovviamente alla capitale polacca. Quello di Varsavia è il periodo della sua maturità artistica. Qui è riuscito a sviluppare il suo stile, che si nota proprio nelle vedute di Varsavia, nei paesaggi e nelle scene che raccontano la vita quotidiana. È una gran fortuna che le opere del Canaletto siano sopravvissute alla devastazione della Seconda Guerra Mondiale, nascoste negli scantinati del Museo Nazionale dai dipendenti che volevano salvarle. Il suo lavoro è stato utile per ricostruire un'altra città al termine dell'ultima guerra mondiale, proprio la Dresda, dove visse diversi anni. Ma come finì a Varsavia l'artista lagunare? Bellotto opuścił Italię w poszukiwaniu pracy. Bellotto lascia Venezia alla ricerca del lavoro. Prima opera alla corte sassone di Dresda, ma dopo la morte del re Augusto III decide di andare a Pietroburgo dalla zarina Caterina. Durante il suo viaggio si ferma a Varsavia, invitato dal re Stanislao Augusto. Il sovrano polacco amava l'Italia, aveva a corte altri artisti provenienti dalla penisola, e pensare che mai aveva viaggiato in Italia, tutto quello che aveva visto del nostro paese lo aveva ammirato soltanto dalle opere d'arte.
Osservare le opere del Canaletto ci riporta indietro di 250 anni, ci fa immaginare di essere lì, con la cura dei più piccoli dettagli sulla tela, in quell'Europa dell'antico regime che solo pochi decenni dopo avrebbe vissuto una radicale trasformazione dal punto di vista politico, economico e sociale.